Ragazzi di Generazione Non Stop, lo conoscete? Sì, lui è Biagio De Martino. Ciao Biagio. Ciao Omar. Oggi qua per il 10° Festival Canoro della legalità città di Vallelunga. Allora, tu naturalmente come presentatore ufficiale ormai da un po' di anni. Ormai lo sento anche mio un po', almeno al 50%, perché 10 anni di esistenza del festival, questa è la 5ª presentazione, ma che si svolge ogni volta in 2 serate, quindi sono già venuto 10 volte a presentare questo festival. Io dovrò cambiare. Ma dopo tanti anni, non specifichiamo quanti perché magari sono davvero tanti e poi si potrebbe capire la tua età e tutto il resto, ma dico, ti emoziona ancora salire sul palco o ormai insomma? Ma sai, ogni volta è come se fosse sempre la prima, perché incontri un pubblico nuovo, c'è una prima serata, però subito dopo i primi secondi, i primi minuti, diciamo, la tensione va via, la smaltisci, ma tu ne sai tanto quanto me. Sarà un'avventura, un'avventura. E penso, io ho fatto nel 92 Sanremo Giovani, e quindi una categoria di giovani talenti, e in quell'anno i ragazzi, anche il primo che vinse, non era bravo quanto l'ultimo che ha perso, cioè la qualità è alta, è abbastanza alta. Salutiamo Biagio De Martino, anche tu a Generazione Non Stop. Con molto piacere al pubblico di Generazione Non Stop, e soprattutto continuate a guardare questo bel programma di Omar Bolognesi. Ciao! Siamo con Alex Sweet, regista tra le altre cose anche del Capo dei Capi. Come si è trovato a lavorare con tutti questi artisti siciliani? Molto bene, devo dire che il gruppo, forse perché il soggetto era importante per loro, ma hanno portato un livello di recitazione molto alto, quello che si vede nella fiction, e lo standard, partendo da Claudio Gioè, era altissimo, quindi mi sono trovato non bene, molto bene. Tutti siciliani poi. Stranamente gli attori migliori in cui io ci lavoro sono siciliani. Non è una coincidenza, cioè spesso mi capita di lavorare con qualcuno che magari non fa il siciliano nel mio film e poi vengo a scoprire che è siciliano. Bisogna saper mentire, quindi viene facile, che un siciliano sa bene mentire e quindi viene facile fare l'attore. Così dicono che gli attori devono saper mentire. Non so se è un fatto di mentire o no, io credo che, a parte vabbè, che il nostro testo era molto bello, quindi il Capo dei Capi era scritto molto bene, ma credo che anche loro hanno partecipato con l'anima nel progetto e li ha toccati a ognuno di loro in un modo personale. C'era imbarazzo della scelta in Sicilia per quanto riguarda gli attori. Abbiamo qualche altro progetto da qua a poco tempo magari da realizzare? Sto preparando un film con una serie in cui Claudio Gioè finalmente non fa né un mafioso né un poliziotto, ma fa un prete che specializza nel paranormale e incontra una psicologa che è la Claudia Pandolfi e insieme risolvono, diciamo, dei misteri tratto con l'esoterismo, paranormale, fantasmi, levitazione, e c'è un po' di tensione anche, diciamo, amoroso tra di loro. Ma è difficile da parte del regista e quindi anche da parte dell'attore, cioè a volte quando si guarda un film, per esempio Totorina, no? Che Gioè appunto interpreta Totorina, ormai quell'attore viene interpretato in quel modo, quindi quando si cambia e diventa un poliziotto, alla fine la gente lo vede ancora come mafioso, poi pian piano comincia a prendere gusto e lo vede anche come poliziotto, cioè è difficile da parte del regista e dell'attore far cambiare parere alla gente, ecco, su quel volto, ecco. Beh, indubbiamente avrò un problema per quanto riguarda Claudio, ma Claudio è un grande attore. Per ora quindi il prete addirittura. Il prete è molto diverso dai ruoli che ha fatto fino adesso, ma quello che ho provato di fare, o sto provando di fare, è di non circondarlo con altra gente del cast che ha fatto in precedenza film di mafia, quindi un po' per non avere le solite facce che fanno un momento un prete, un momento un mafioso. Però è una bella sfida per lui, una bella sfida per me, perché in Italia non si fanno serie sul paranormale, normalmente o Amore o polizieschi, quindi è una cosa nuova e credo che senza Claudio non avrei neanche provato di affrontarlo. It's Alexis Sweet for Non Stop Generation. Good night and thank you very much.
in tutto. Ragazzi di Generazione Non Stop, siamo con Vincent Riotta. Ciao Vincent. Buonasera. Allora, sei un cammarata mussomolese? Bravo, È vero? mazza, sono l'hai informato, capito? visto? Mamma mia, Londinese. sì. Mamma anche. cammerata, papà mussomeli e io sono nato E in tu Inghilterra. a Londra, Però parlo cammeratese se uso mussomolese. Mr. Frank Van Ryn is a very ambitious man. I like ambitious people. I want you to test the waters. Find out what it is he wants. After that, I'll do the facts and figures and the talking, ok? Io, ascoltando mia moglie e ascoltando e facendo lezioni di dizione, facendo l'attore, ho capito che io quando sono arrivato, sai, non parlavo come parlo adesso, anche se parlo malissimo adesso, parlo in maniera che ho imparato, però io parlavo a Cussè. Tutte cose erano stretto siciliano. Come parlavi? Parlavo a Cussè, tutte cose, ma tu non mi pane, mi fa male la testa, a Cussè, tutte cose siciliane sto stretto. Ma fino a 10 anni fa. allora, prima Anzi, abbiamo fino a parlato 2 con anni fa. il regista appunto Alex Sì. Sweet, dicevo è difficile staccare dal tuo viso il volto di Tommaso Buscetta appunto nel Capo dei Capi, interpretando altri personaggi, ecco, in altri film. Certo. Perché la gente poi ti interpreta in quel modo, ti vede in quel modo e quindi poi devi trasmettere. È un onore che qualsiasi persona mi vede in qualsiasi ruolo e che mi vedono nel ruolo di Tommaso Buscetta, che era un mafioso, destino, diciamo, no? Però la verità è che per un attore che dice che gli dà fastidio di essere riconosciuto e stimato, perché devo dire che, sai, non è con tutti gli altri ruoli, ma stimato per un ruolo che ho fatto, è un onore e sono molto fortunato. Se vuole cominciare a scrivere. Mi chiamo Tommaso Buscetta e sono un uomo d'onore. A Masino gliel'abbiamo spiegato bene che cos'è un rispetto. L'onore non è una cosa che va e che viene. Se c'è, c'è. Marina è il capo di tutto, dottore. Non vi lasciate incantare le sue facce da vedrano. Dove Pressino quando è pupo si sente puparo. Cosa Nostra è fatta come una chiesa. Alla base ci stanno i soldati. I soldati sono organizzati in decine. Le decine sono comandate dai capi decine, che sono le colonne. E le colonne reggono la cupola. Totorino ha cominciato come un soldato e oggi sta sulla cupola. Comanda a tutti, ai capifamiglia, ai politici, ai banchieri, ai poliziotti, pure a voi. L'hanno chiamata guerra di mafia? Non è stata una guerra, dottore, è stato un massacro, una caccia all'uomo scatenata dai corleonesi. E Salvatore Rina la mente, giudice Falcone. Poi c'è quella bestia di Bernardo Provenzano. E Pino Scarpuzzetto e Luchino Bagarella sono in braccio. Lasciate perdere Riggio che è un povero buffone. Loro hanno ucciso il colonnello Russo. Loro hanno voluto la morte di Terranova. E Totò Ucorto che ha imposto alla commissione l'assassinio di Piersanti Mattarella. È sempre Ucorto che ha fatto uccidere il capitano Basile, l'onorevole Pio La Torre e il procuratore Scaglione. Vincent Riotta saluta Generazione Non Stop. Ciao. È lui che ha organizzato la morte di Dalla Chiesa per fare un favore a qualche politico di Roma.